Ciao Mario. Ciao Beto. Tutto bene? Insomma. Come va? Poteva andare meglio. Ma che succede? Ti vedo un po' preoccupato, un po' giù di morale. Capi. Ma che è successo? Ma è successo qualche problema? Tu lo sai che io sono amico degli amici, pronto ad aiutare le persone. Decidi a fare un viaggio a Monaco. Come? Devo fare un viaggio a Monaco, vieni a Monaco a fare. Scusami Mario, ma non è che ti capisco bene. Questa cosa parte. Sono andato a Monaco di Baviera. Ah, ho capito, tu sei andato a Monaco di Baviera. Ma se tu non ti spieghi, scusa, io non è che posso. Aspetta che c'è qua, la figlia con me non passavamo e che è un casino. Aspetta, fammi capire, mi devi scusare. Tu hai detto, io ti ho fatto una domanda, come mai tu ti senti così giù di morale? Anche perché parli pure in modo strano, non ti capisco, scusami. Sì. Un casino. Cioè tu praticamente sei andato a Monaco? Sì. Questo l'ho capito. E sei andato? A casino. Ah, al casino! Sei andato al casino! Ma spiegati giusto, Mario, scusa. Cioè praticamente tu sei andato a Monaco al casino. A casino. Ok. E per questo sei così? Aspetta, io devo far ballare agli 50 euro che stai. Cosa? Agli 50 euro che stai. Ti dai 50 euro? 50 euro? Cioè praticamente ti servono 50 euro? No, avevi 50 euro praticamente. Cioè tu praticamente sei andato a Monaco al casino perché avevi 50 euro a disposizione e sei andato a giocare, giusto? Ho capito bene. Ma si sta una roulotte. Che? Roulette. Il letto? Roulotte. Ah, roulette! Scusa. E puntare le 5. Come? Puntare 50 euro 5. Cioè hai puntato alla roulette tu 50 euro sul numero 5. 5. E vincivi 1500 euro. Hai vinto 1500 euro? Bravo! Scusa, allora questa è una bella notizia. Cioè tu punti 50 euro e ne vinci 1500. Aspetta, ancora non è finito. Come? Ancora non è finito. Cioè, continua ancora. Ma dimmi, dai. Cioè tu praticamente hai puntato 50 euro alla roulette sul numero 5, è uscito e hai vinto 1500 euro. Questa è una bella notizia. Però non capisci, puntiamo a re, poi si vince un che fai. Cioè tua moglie ti ha dato il consiglio di puntare di nuovo. E allora, e tu che hai fatto? Tutti 1500 euro? No. No, 5. Addirittura. E vincivi? Hai vinto. Hai puntato 1500 euro sul 5 di nuovo. 50.000 euro. 50.000 euro. Aspetta, ancora non è finito. Mario, però tu mi stai dicendo una notizia bella. Sì, ma aspetta. Ho capito che sono, aspetta. Ma li hai preso, cioè te li hanno dato subito questi 50? No, mi hai chiesto come Tua moglie ti ha consigliato di giocare. Cioè, ma io non ti capisco, scusa, tu vinci 50.000 euro e li punti di nuovo. 50.000 euro. Aspetta, ancora non è finito. Parla. Mi hai chiesto, io come questa sera mi sentiamo fortunati. Cioè tua moglie ti ha consigliato praticamente di giocarli di nuovo questi 50.000 euro. Io qua 50.000 euro e vincivi 500.000 euro. 500.000 euro, cioè tu hai vinto 500.000 euro. E sei così, Mario. Aspetta, non è finito. E mi dici, come cioè tua moglie ti ha consigliato di giocare di nuovo vincendo 500.000 euro. Mario, ma che mi stai dicendo? Che siamo fortunati. Aspetta, ma che sempre noi. Non dai queste cose. Oh, 5. Hai puntato 500.000 euro nel 5 e hai vinto di nuovo. Ho perso tutte cose. Come? E perso tutte cose. Hai perso tutto, Mario, ma che mi stai a dire? Cioè hai perso tu 500.000 euro. Tutte cose, poi 50 euro
è pessimo. Incredibile Mario, ma guarda, io al posto tuo mi sarei mangiato i testicoli, E sinceramente. che cosa stiamo facendo? Oh yeah!